In questo momento di crisi, di buio profondo, credo che abbiamo bisogno di condividere assieme coraggio, visione, futuro. Oggi abbiamo avuto il coraggio di chiudere le nostre imprese, abbiamo cercato di seguire le indicazioni che ci sono state date, abbiamo accettato le condizioni anche di tenere aperto quelli che avevano delle attività essenziali e gli altri hanno chiuso. E su questo noi ci siamo impegnati in questo periodo a pagare i nostri fornitori, a riuscire a pagare quelle che sono le scadenze fiscali, e dall'altro lato però abbiamo la necessità che le istituzioni ci diano una mano per ripartire. Ci sono in questo periodo tante imprese che si sono convertite, altre imprese che hanno dato del proprio per l'emergenza, per gli altri. Credo che sia una grande immagine del mondo produttivo italiano, delle nostre imprese, dei nostri artigiani. Una riscoperta, vorrei dire, di quello che è il valore umano. Abbiamo proprio visto che il valore umano è quello che fa la differenza. La tecnologia aiuta, fa bene, ci fa essere moderni, essere attenti, però il valore umano è quello che salva la vita, quello che salva anche l'impresa. Su questo credo sia un momento importante, un momento anche di riflessione per tutti. Il coraggio, e noi l'abbiamo dimostrato, il mondo produttivo nostro, italiano, è un mondo produttivo che ha la capacità di ripartire se le istituzioni come il governo, la nostra regione, l'Unione Europea mette insieme la squadra per il futuro della nostra economia italiana e la nostra economia veneta. Credo che l'importanza sia quella di far squadra. Dobbiamo insieme reagire e insieme ottenere un risultato per noi e per gli altri. Le nostre famiglie stanno soffrendo perché non hanno una visione futura. Ci sono quelle che addirittura non hanno la capacità economica per i generi di prima necessità, però ne usciremo su questo perché facciamo squadra. Un messaggio che volevo passare per uscire, secondo me, più in fretta da questa enorme crisi è di fare attenzione al prodotto italiano. Dobbiamo comprare italiano, dobbiamo dare fiducia ai nostri prodotti, alle nostre imprese e alla nostra produttività. Così facendo riusciremo prima ad uscire dalla crisi, perché riattiviamo un mercato, perché quello internazionale sarà lungo a venire. Dobbiamo cercare di risolvere il più possibile il problema in casa nostra.